Aquila Trento Mattarello. La capolista con un attacco in formissima affronta in casa il Mattarello. Sono due squadre molto zemaniane. Ci aspetta un risultato pirotecnico? Calcerani Cavattaro. I gialloverdi ospitano una delle squadre più quadrate del campionato, dalla difesa solida. Ai locali però serve una vittoria. Cosa possiamo aspettarci? Calisiola Rovere. L'anticipo di giornata vede due squadre appaiate a un punto in tre partite. Si parla di una partita importante in chiave salvezza? Di certo è vietato sbagliare. Civezzano Fiemme. L'altro anticipo mette di fronte due squadre che stanno finalmente prendendo ritmo in campionato. Questa partita serve da spartiacque per il proseguo del torneo. Dolomitica Launalases. Non un inizio brillante, ma il Launalases ha sempre proposto bel gioco. Forse è l'ora dei primi meritati 3 punti stagionali? Di certo è l'occasione buona. Telve Gardolo. Le due squadre sono appaiate a 7 punti e seppur non spettacolari si tratta di squadre molto ciniche. Si prospetta una vittoria di misura? E chi la otterrà? Verla Fassa. La prima arriva da una sconfitta, la seconda da una vittoria, ma è presto per definire la favorita. In casa il vantaggio si riduce. Si prospetta un match molto combattuto.